Sportivi siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ovvero l'appuntamento dedicato interamente al calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D, anche se oggi ha riposato, sino al campionato di prima categoria. Risultati, classifiche e commenti insieme ai nostri ospiti che tra qualche istante andrò a presentare, perché subito devo salutare naturalmente la nostra prima penaltina. Oggi non è Federica Di Benedetto, perché oggi è lei che è a casa con la febbre, e la sostituisce Giulia Bonaccorsi, che è ritornata ad una settimana di distanza dalla sua malattia. Sì, salutiamo Federica e saluto te Ettore e saluto tutti voi. Benissimo, e salutiamo anche in postazione come al solito Carmelo Puglisi, pronto a raccontarci il campionato di Serie D, ma soprattutto quello legato al campionato di eccellenza Girone A e Girone B. Ciao Carmelo. Ciao a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Benissimo, e diamo subito modo di presentare i nostri ospiti di questa puntata di Penalty. Lo facciamo insieme ad un amico di Penalty, mister Turi Di Stefano, che salutiamo. Ciao Turi, ben trovato. Ciao, ben trovati voi, grazie per l'invito. Ci mancherebbe. Profondo conoscitore del calcio, non soltanto quello importante, ma anche e soprattutto quello del calcio dilettantistico. E insieme a lui il capitano del Città di Catania, squadra che partecipa al campionato di prima categoria, e lo salutiamo, ovvero Nino Mirabito. Ciao Nino. Ciao Ettore, buona serata. Ben trovato anche a te. Allora, parliamo subito del campionato di interregionale. Abbiamo detto che oggi c'è stato il riposo dovuto, ritornerà chiaramente la prossima settimana, anzi facciamo vedere subito la schermata della classifica e poi subito dopo daremo anche il tabellino degli incontri che ci saranno domenica prossima. Domenica sarà la quinta giornata di ritorno, si giocherà appunto domenica 9 febbraio 2014. La classifica eccola qui, la voglio velocissimamente commentare 10 secondi con Carmelo. È ormai una lotta tra Savoia e Akragas, giusto? Sì, lotta fra Savoia e Akragas, chiaramente quello che è successo una settimana fa un po' ha inciso, la sconfitta dell'Akragas a Battipaglia ha consentito al Savoia di allungare un po', invece guardando la parte bassa della classifica è un po' si salvi chi può, sarà difficile salvare che Due Torri e Città di Messina evitino i play-out. Speriamo bene. Speriamo bene. Allora vediamo subito anche la schermata riguardante il prossimo turno. Vi ripeto, si giocherà domenica prossima e le partite in calendario di quella che sarà la quinta giornata saranno Savoia Agropoli, Licata Battipagliese, Akragas Cavese, Nuova Gioiese Comprensorio Montalto, Pomigliano Interreggio, Due Torri Noto, Torrecuso Orlandina, Rende Vibonese ed infine riposa il Città di Messina. In questo girone, come potete immaginare, c'è una squadra che adesso settimanalmente riposa, perché tutti sanno il Ragusa è stato escluso dal campionato dopo la quarta giornata. Una battuta velocissima la devo fare anche con Turi. Nel frattempo tra poco ci collegheremo con mister Pino Rigoli, allenatore dell'Akragas. Ho detto bene, questo Ragusa è escluso dal campionato e tanta amarezza. Ho menzionato questo perché io nell'86 ero a Ragusa, appunto. Gigi Bodi il primo, io facevo l'assistente o il vice, come si suol dire. Abbiamo fatto un grossissimo campionato. Ragusa è una grossa città e scompare chiaramente una delle compagini, diciamo, che ha una storia del Sarà calcio. difficile ricominciare, penso. Ma Non penso che sarà tanto facile rispetto agli altri anni. Ma è chiaro, perché non è il calcio di una volta, indubbiamente. I problemi ci sono a livello finanziario, non ci sono più soldi. Oltretutto, vedi, gli sponsor non investono più in queste categorie, forse già dalla B in poi, no forse, dalla B in poi, ma là è poi quella che esplode in tutti i sensi. Allora, abbiamo adesso il collegamento annunciato qualche istante fa, il collegamento con Pino Rigoli, ovvero mister dell'Akragas, squadra che attualmente occupa la seconda posizione in classifica appunto in questo girone meridionale di Serie D. Mister, buonasera. Buonasera, io mi sento benissimo, non sento a stento. Cercheremo di alzare un po' il volume in modo che così può sentire la nostra voce. Allora, mister Rigoli, una battuta d'arresto con la Battipagliese, ma io credo che ancora i giochi sono apertissimi. Non so se è anche lei d'accordo. Sì, diciamo che per quanto ci riguarda sì, anche se noi all'inizio non c'erano delle idee della vittoria del campionato. Pensavamo che c'erano 3-4 squadre prima di noi, dovevamo fare un campionato importante, penso che lo stiamo facendo con
diciamo, la tenda della classifica lo dimostra. Abbiamo detto a Battipaglia, una partita che stavamo conducendo, poi ci sono stati degli episodi che ci hanno un po' penalizzato, però guardiamo il futuro con molta fiducia, anche perché disponiamo di un ottimo gruppo. A 13 partite alla fine ancora tutto è in gioco, anche se il Savoia è stato costruito per vincere e si trova 6 punti avanti a noi. Mister, questa sosta serve soprattutto per preparare bene la prossima gara con la Cavese, ma anche per fare un'analisi delle ultime 2 partite. Fino allo scontro diretto con il Savoia sembravate veramente lanciatissimi, anzi forse sotto l'aspetto atletico sembrava che voi aveste qualcosina in più. A ritroso, analizzando le partite con Savoia e Battipaglia, potevate fare qualcosa di diverso? Come giudica appunto l'analisi a freddo, tanti giorni dopo? Ma guarda, per quanto riguarda, io non penso che siamo solo superiori da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista della qualità del gioco, per quello che riusciamo a proporre in campo. Penso che li abbiamo sovrastati in lungo e in largo, è mancato solo il gol, e secondo me abbiamo creato 3-4 palle gol netti, dove l'arbitro non ci ha concesso un rigore nettissimo da fare gridare allo scandalo. Quindi questo non vuole essere una scusa, però sicuramente la partita con Savoia, se c'è una squadra che doveva vincere, questa qua era l'Atlas. Per quanto riguarda il Battipaglia, è stata una partita un po' particolare, un po' strana, dove nell'ultima settimana ci sono venuti a mancare tanti giocatori. In quella partita si è fatto poi male Chiamaro, quindi voglio dire, sono successe tante di quelle cose dove sicuramente per quello che abbiamo costruito non mettevamo la sconfitta. Dico, non voglio cercare altro, giusto noi accettiamo il risultato del campo, però quello che è stato fatto lo rifarei tutto quello che è stato fatto. Mister, voi la settimana prossima, ha detto bene Carmelo, giocherete in casa con la Cavese, ma attenzione perché il Savoia, insomma, non avrà, penso, una partita molto facile, perché anche l'Agropoli ancora, insomma, cerca di guadagnare più punti possibili anche in vista di un buon piazzamento. Come vede la partita del Savoia la prossima settimana? Ma guarda, sicuramente il fattore campo può incidere sulla partita. L'Agropoli era una di quella squadra insieme alla Battipagliese che dovevano fare un campionato importante, erano le prime 3, secondo me Savoia, Battipagliese e Agropoli. Hanno cambiato qualche cosina, però è rimasta una buona squadra. Ora ritengo che il fattore campo possa incidere a favore del Savoia. Un amico che è presente nei nostri studi vuole farti una bella domanda. Mister Turi Di Stefano. Turi, abbiamo Pino Rigo. Ciao Pino. Ciao Turi. Allora, che cosa possiamo consigliare a Mister Turi? Non ha bisogno di tanti consigli, assolutamente. Io dico solo a Pino una cosa: noi ci conosciamo da tanto tempo, siamo stati anche avversari sempre leali. Io parlo più forte che non ti sento. Dico, ci conosciamo da tantissimo tempo. Comunque tu sai che il calcio non è una scienza esatta. Loro hanno costruito una corazzata in un certo senso, ma da quello che ho seguito io all'andata a Torre Annunziata, ho visto la partita in TV e onestamente avete perso per degli episodi. 2 settimane fa, quello che ho letto sul giornale, addirittura li avete sovrastati e l'arbitro magari vi ha penalizzati. Forse domenica è stata una partita tutta particolare a Battipaglia, però come tu sai nel calcio può succedere di tutto, quindi non abbassate mai la guardia, me lo auguro di tutto cuore, ma non devo insegnare niente perché ne hai vinti già tanti campionati, ma per me già l'hai vinto tu il tuo campionato ad Agrigento. Assolutamente no, noi non molleremo fino alla fine, anche perché abbiamo una grande società, abbiamo una città dietro che ci sta seguendo. Tu sai, quella partita dovevi venire, che è l'ospite mio, lo so, purtroppo c'erano 8.000 persone allo stadio, quindi penso che abbiamo l'obbligo, che abbiamo 500 abbonati da rendere, che dobbiamo rendere conto, quindi noi non mollare assolutamente quello che... Mister, a proposito, io volevo proprio domandarle, ad Agrigento c'è un entusiasmo che forse c'è in poche piazze anche nel sud Italia in questo momento. Come si convive con questa pressione così forte? Agrigento ha un desiderio matto di tornare nel calcio professionistico, specie in un momento epocale, perché dall'anno prossimo parte l'unica, la Vexi torna alla Serie C unica. Ma guarda, quando uno lavora, penso in un modo serio e professionale, io penso che non avverti
non avverte le pressioni. Noi siamo amati, siamo stimati da tutta la città, non ci fanno pesare niente, dico, forse sono stati i risultati che abbiamo fatto in questi 2 anni, io, compreso il mio staff, che è composto da Alessandro Russo, Roberto Lacalfa, i direttori sportivi, il direttore generale, Dani e Ernesto Rossello. Voglio dire, abbiamo cercato di creare un nucleo con città che secondo me ci deve essere, quindi questa perplessione non l'avvertiamo, però è una città che secondo me, come Messina, come Trapani, come Catania e come Palermo, merita categorie diverse da quelle che hanno fatto fino adesso, perché per 20 anni c'è stato il non calcio, c'è stato un calcio approssimativo fatto di fallimenti, fatto di cose un po' strane che nel calcio non esistono. Devo dire che con questa nuova società, che quest'anno fra l'altro è riuscito a portare uno sponsor importante che è l'Enel, quindi ritengo che ci sono le basi ad Agrigento, fermo restando con Rigolo, senza di Rigoli, che si può fare bene, e dove sicuramente è una piazza che, ripeto, merita il calcio come le altre piazze che io ho nominato. Mister, l'ultima battuta la vuole fare il nostro mister Turi Di Stefano. Mister. E allora facciamo così, una promessa. Io verrò ad Agrigento e festeggiamo la promozione. Tu lo sai, Agrigento sei a casa tua, non c'è bisogno che... Lo so. Tu lo sai la stima che io ho. Al più presto verrò, te lo prometto veramente, perché ci tengo di vedere la tua squadra giocare e oltretutto Agrigento è una grossissima piazza. Una grossissima In bocca al lupo, Pino, a presto. Crepi il lupo, tu. Bene, allora salutiamo mister Pino Rigoli, a cui auguriamo un in bocca al lupo per il buon proseguo del campionato. Grazie mister, arrivederci. Bene, era dunque mister Pino Rigoli, allenatore dell'Agragas che partecipa al campionato interregionale. Adesso mettiamo da parte questo importante campionato quasi professionistico e ci addentriamo nel campionato di eccellenza. Lo facciamo subito, però prima dobbiamo fermarci perché abbiamo una pubblicità, no? Dobbiamo risettare tutto. Torniamo tra qualche minuto.